Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, martedì 14 aprile, puntata numero 130. Come sapete, Nicola infatti ce lo ricorda già, buongiorno a tutti, vigilia della puntata 131, cosa state preparando? Vediamo, perché dobbiamo avere delle risposte, però insomma è un qualcosa di interessante, possiamo dire, ci potrebbe essere un ritorno e una new entry, mettiamola così. Buongiorno a te Violetta, ben trovata. Buongiorno Traccada, ben trovati. Quindi per domani dobbiamo avere ancora le conferme, ok? Però diciamo che di base ci sono, però non si sa mai, bisogna sempre non dare niente per scontato. E abbiamo anche il campione, perché ragazzi dobbiamo dare il benvenuto al campione di giornata, ha fatto tanti gol, è salito in classifica. Guarda, ti vorrei mandare a quel paese, ma siamo in fascia protetta. Cioè, proprio mi stava uscendo dal cuore Bacca Ntai, come dicevano i Lapo ai tempi. Ma tu devi prenderla. E mi sono trattenuto invece. Poi se Ma tu sei geloso e invidioso, non è colpa mia. Se tu sei scarso e io no, cioè, non è mica colpa mia, abbi pazienza. Vedi, fuori classe 131, scusa. Sì, va bene. Prendere in giro a casino, diceva ma no, un altro, perché è reale invidia e lo sai benissimo, perché ieri sera... Ma se hanno vinto con 103 punti, io ero convinto di arrivare almeno sul podio, e invece cioè, veramente, guarda, colpa mia che ho lasciato 2 gol in panchina, 3 gol in panchina, ma 2 perché comunque cioè, 3 centrocampisti su 4 hanno segnato, e vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, ci può vedi, stare, dai. In 4 o 5 anni, adesso non ricordo, 4 anni forse 5 di Fanta 131 non sono ancora riuscito a vincere una giornata, ci credete? Sono arrivato secondo varie volte, terzo l'anno scorso, però vabbè. È così, finito la sua pazienza dopo 10 minuti ieri, ti sta dicendo Traccada. Credo si riferisse a Cagliari Social Arena, credo, non lo so. No, vedi che dice profonda stima, affetto Luca per ieri pomeriggio, no, quindi l'ha seguita. Secondo me si riferisce al fantacalcio, penso. Ma vedremo. Perché probabilmente aveva male incontro, per dire. La prima partita era Roma-Pisa, quindi ipotizzo, poi non lo so, magari sto inventando. Buongiorno ragazzi, in questo martedì uggioso, direi, il presidente, nonostante la non chiamata DLDL, si riprende al Fanta. No, allora, sfattiamo il mito. Io non convoco nessuno, io non ho nessun tipo di potere. Io sono solo quello che raccoglie i soldi, fondamentalmente. Ecco, questa è la mia funzione. Raccogliere i soldi a fine partita. Il resto, ma non ne mette pochi. Ovviamente, prendo io i soldi in modo da metterne meno. Ci sta. Beh, scusa, ci sta assolutamente. Sì, alla puntata di ieri al Fanta tanta roba. No, alla puntata avevi ragione tu, lo sai, vedi? Ma sì, sempre strano.
Strano, chi l'avrebbe mai detto? Strano. Va bene, perché parliamo abbiamo di cose ospite, serie dai. con persone No, serie, hai che ragione. tu sicuramente non sei, quindi facciamo entrare il primo ospite di oggi, il ritorno del direttore sportivo della Raimond Handball o pallamano, per chi non capisce l'inglese, Sassari, ovvero Andrea Giordo. Ben ritrovato Buongiorno, Andrea, come Andrea. stai? Ciao a tutti. Tutto a Tutto posto? bene? Tutto bene. Beh, direi, con questo secondo posto blindato in classifica si sta bene, si sta un po' meglio, dai, o no? Beh, sì, si sta meglio rispetto a 2 settimane fa, sicuramente. Complice anche Stiamo qualche passo vedendo. falso inaspettato degli altri, eh. Vabbè, Non è però tutto quello merito nostro. fa Ci sempre sta. parte del gioco, intendiamoci, cioè, perché i passi falsi Certo. li puoi fare tu come li possono fare gli altri, lo diciamo spesso. Andrea, ci siamo visti all'inizio della stagione fondamentalmente, no? Adesso non ricordo di preciso il giorno, però insomma sicuramente stava per partire la nuova stagione della Raimond. Ora siamo a 2/3 abbondanti, si può dire, quindi si può già fare un bilancio su quello che è stato fino adesso la vostra annata. Sì, dai, mancano 2 giornate di campionato, poi il 2 maggio inizieranno i playoff, che ospiteremo in casa la prima gara e poi vediamo. Fino ad oggi sicuramente è stata una stagione positiva anche rispetto alle scorse, dove non siamo riusciti a entrare nei playoff, insomma, aver consolidati da qualche settimana ad essere secondi essere certi al secondo posto a 2 settimane dal termine è sicuramente tanto. Nonostante poi alla fine i punti in classifica siano forse gli stessi o meno dell'anno scorso, perché ho cambiato secondo me tanto il livello del campionato quest'anno, è molto più equilibrato. E ve lo stiamo vedendo anche appunto la classifica. Voi avete vinto contro l'ultima, contro il fanalino di coda Eppan, ovvero Appiano sulla strada del vino, cioè un posto meraviglioso, solo per il Esatto, nome è meraviglioso, un posto, insomma, cittadina in Trentino Alto Adige, per chi non lo sapesse, che infatti ha il doppio nome, Eppan è in tedesco, poi Appiano sulla strada del vino è in italiano. Siracusa che ha invece perso contro Merano, e quindi appunto siamo lì con certezza appunto con un secondo posto per la regular season della 2 partite prima dei playoff serviranno proprio per mettere un po' di benzina e di iniziare i playoff nella giusta maniera. Playoff che non discutiamo da 3 anni, quindi insomma siamo belli carichi e contenti quest'anno di poter fare la post c'è season. bella voglia, dai Andrea, c'è voglia di tornare a fare i playoff. Esatto, esatto. Era l'obiettivo minimo di inizio stagione, l'abbiamo rispettato. Ecco. Ecco, queste 2 partite appunto, hai detto prima, mettere benzina, però cioè, adesso io faccio sempre l'esempio anche con altri sport, nel senso che quando tu arrivi a un punto in cui il tuo obiettivo è stato raggiunto, ma hai ancora delle partite da giocare, c'è sempre il dubbio, no? Cioè, cosa fai? Cerchi di fare più punti possibile per comunque, no, blindare ancora di più la posizione, quindi 0 turnover, si va avanti perché non bisogna abbassare neanche per un secondo la pressione, oppure invece si cerca di rimettere magari anche un po' più al centro chi al centro magari non c'è stato fino a quel momento, per avere proprio tutti sulla stessa allo stesso livello per i playoff. Cioè, è sempre abbastanza complesso, no? Gestire, secondo me, questo tipo di situazione. Voi come pensate di fare? Ma guarda, per noi non è così complesso, nel senso che non abbiamo una rosa così lunga da poter permetterci di far giocare poco o non giocare chi fino adesso ha giocato di più. La rosa è abbastanza corta, quindi comunque dovremmo giocare tutti e vogliamo giocare tutti, anche perché noi, se vai a vedere con chi giochiamo le prossime 2 partite, saremo arbitri del destino dei play-out e arbitri del destino dei play-off. Quindi non possiamo assolutamente permetterci, oltretutto non ci possiamo permettere anche per noi stessi
di arrivare ai playoff con magari una serie negativa, con qualche sconfitta. Quindi noi giocheremo assolutamente per portare a casa i 4 punti, e poi si vedrà. Però ecco, nessun tipo di rilassamento, e il secondo posto già conquistato da questo punto di vista non ci distrarrà nella maniera, cioè, assolutamente. Non siamo una squadra che può fare troppi calcoli, siamo una squadra che ha dimostrato nel campionato di essere abbastanza discontinua, e non possiamo permetterci di arrivare ai playoff con 2 sconfitte, ecco. Proprio Ti per la chiedo, testa e per il morale. ti chiedo se sei intanto soddisfatto per adesso di questo secondo posto. Chiaramente si ragiona sempre sulla regular season, perché poi quando ci sono di mezzo no, stagione regolare e playoff, è chiaro che al momento la domanda è sul presente, perché poi il futuro è ancora tutto da scrivere. Però io, se sei soddisfatto del secondo posto, e soprattutto se secondo te ci sono 10 punti tra voi e Casano Magnago. Non in Allora, sì, classifica, che in classifica lo vediamo, nel senso, se effettivamente ci sono a livello di valori, ecco. allora, intanto sì, assolutamente siamo soddisfatti del secondo posto, perché se ce l'avessero proposto all'inizio dell'anno avremmo firmato. Quindi poi è ovvio che in una stagione ci sono sempre qualche recriminazione per qualche partita persa dove magari non ti aspettavi di perdere, però il secondo posto secondo me rispecchia l'andamento di quest'anno. I 10 punti ci sono, e secondo me, per quello che si è visto in campionato, in questo momento il Cassano ha qualcosina in più, perché è una squadra comunque dove non hanno cambiato nulla, hanno solo aggiunto 2 tasselli che era quello che gli mancava secondo me le scorse stagioni: un pivot e un portiere, oltretutto di alto livello, e il gruppo è quello, è sempre lo stesso da anni. Noi abbiamo cambiato 10 giocatori, quindi ci voleva del tempo per raggiungere ovviamente quell'equilibrio di squadra che ci doveva essere, e 10 punti ad oggi, secondo me, sì, hanno dimostrato più continuità, insomma, non sono mancati nei momenti chiave della stagione. Abbiamo perso anche le 2 partite con loro, così come poi è vero che sono 10 punti, è vero anche che dal 2 maggio inizia un altro campionato dove si azzera tutto, e noi credo abbiamo dimostrato di poter essere competitivi contro chiunque, e allo stesso tempo anche non essere competitivi contro tutti. Quindi dipende molto dalla nostra testa, tutto quello che sarà d'ora in poi. Sì, abbiamo parlato con 2 dei tuoi ragazzi, ovvero i 2 Giovanni, Pavane e Nardin, no, che sono venuti un mesetto abbondante fa. È stata una puntata divertentissima. Avevamo chiesto un po' anche a loro del rammarico dato dall'eliminazione in Coppa Italia contro Siracusa, che appunto, come vediamo, è la terza forza poi del campionato dietro di voi. Chiedo anche a te, perché siccome sappiamo che perdere non piace a nessuno, a te credo che, cioè, ci metti anche quel, no? Quel 5% in più rispetto, almeno il 5% rispetto al normale, quindi ti chiedo come hai digerito, se l'hai digerita dopo un po' di tempo, questa eliminazione in Coppa Italia. No, non l'ho ancora digerita, ce l'ho ancora abbastanza ferma sullo stomaco. Era una domanda Però, retorica, lo dico da prima, però però te la dovevo fare. devo essere onesto, noi la partita non l'abbiamo giocata male, la partita con Siracusa. Abbiamo giocato bene per tanti momenti della partita, però come dico sempre ci sono anche gli avversari, e l'avversario non è un avversario, secondo me, di minor qualità rispetto a noi. È un avversario comunque che ha costruito un roster importante, si è rinforzato lo stesso anche a gennaio come noi, e all'interno di quella partita ci sono stati tanti momenti dove noi potevamo chiuderla, non siamo stati bravi a chiuderla, e loro invece sono stati molto molto bravi a rimanere aggrappati alla partita per tutto il tempo, e nei momenti finali
decidono gli episodi. Noi abbiamo preso un palo incredibile, abbiamo sbagliato un rigore, loro no, e alla fine vincono loro. Però ecco, io ho espresso molto più rammarico su partite giocate veramente male quest'anno, come ad esempio l'ultima in casa, dove me ne sono andato via abbastanza furente, rispetto alla partita con Siracusa, dove sì, c'è rammarico, c'è dispiacere, perché comunque c'era un titolo in palio, ed era un titolo che noi avremmo voluto assolutamente conquistare, però, ripeto, credo che lì i ragazzi non abbiano demeritato, sono stati più bravi gli altri e onore a loro. Certo. Prima di poi passare ad alcune domandine simpatiche, che ringraziamo sempre l'ottimo Mauro Garau che insomma, fa da filtro, poi ovviamente te la prenderai tu con lui, ma insomma noi siamo a distanza, quindi va bene così. No, ti faccio un po' la domanda che abbiamo fatto anche a Giovanni, ai due Giovanni, continuo a dire, perché a Nardin e Pavani, ovvero sul momento generale un po' del movimento. E a te chiedo uno sforzo in più rispetto magari a quello che magari abbiamo chiesto loro, visto appunto il tuo ruolo dirigenziale e anche la tua esperienza, chiaramente. Cioè, è un momento particolare in generale per lo sport italiano, no? In cui gli sport tradizionali, o meglio, tradizionalmente popolari, più popolari o comunque con più seguito, parlo nello specifico, no? Di calcio, di basket, giusto per fare due esempi pratici, stanno vivendo un momento, soprattutto il calcio, a livello nazionale, drammatico, perché insomma 3 volte che non si qualifica ai mondiali l'Italia è una roba, non era mai capitato e speriamo non capiti più, però insomma è la dimostrazione che un certo modo, no, di fare sport in Italia non paga più. Mentre altri sport che per anni sono stati meno vincenti, perché popolare il tennis io credo che sia sempre stato popolare, però era meno vincente chiaramente perché mancavano quei giocatori così, si stanno riprendendo un po' di ribalta. Penso lo stesso all'atletica, penso al volley e quant'altro. La pallamano è una nicchia ancora, secondo me, in una parte dell'opinione pubblica italiana. C'è secondo te la possibilità che questo spazio lasciato un po' da calcio pallacanestro possa essere in qualche modo rosicchiato anche dalla pallamano e quindi assurgere anche come sport di popolo proprio a livello di numeri, ecco, diciamo così. Ti devo rispondere sinceramente oppure in maniera molto democratica? Guarda, finché restiamo sulla querela, cioè sul limite della querela, puoi dire quello che vuoi. Poi per il resto, No, secondo me nel no. caso mi dissocio. Secondo me non ha possibilità in questo momento di rosicchiare niente ad altri sport, diciamo più importanti, perché mancano veramente le idee, mancano le strutture e mancano i soldi. Nel senso che questo è uno sport che in alcune zone d'Italia ha seguito. Sassari è una di queste, anche se in Puglia, ad esempio, sarà anche dai numerosi titoli che sono stati vinti tra Fasano, Conversano, c'è un seguito ancora maggiore. Però soffriamo tantissimo, secondo me, la poca visibilità che viene offerta al nostro sport. Oggi io mi chiedo sempre perché un ragazzino dovrebbe iniziare a giocare a pallamano se non la vede. Quindi in certi posti dove la pallamano è tradizione, dove la pallamano comunque viene anche prima di altri sport come il basket, come il calcio, infatti specie in Puglia, in quei posti in cui c'è la pallamano è il primo sport. Ancora si riesce ad avere numeri, si riesce a attirare un pochino i ragazzi. In altri posti è molto complicato. Ed è molto complicato secondo me, per il fatto che abbiamo una pochissima visibilità. Io mi ricordo l'ultima finale scudetto che è stata trasmessa su Sky è la nostra. Negli ultimi 2 anni non c'è stata una diretta su Sky della finale scudetto, che secondo me su Sky, o per dire comunque su una piattaforma Sì. comunque visibile da tanti. Purtroppo questo secondo me è un grosso limite,
il nostro movimento non è un movimento, secondo me, in salute, è un movimento, dal punto di vista della nazionale c'è stato sicuramente un upgrade importante rispetto ad anni precedenti, però a livello di campionato vediamo uno spopolamento degli italiani che vanno a giocare all'estero nei campionati più importanti, e vediamo comunque anche le società limitate fortemente dall'utilizzo, ad esempio, degli stranieri. Quest'anno sono 4 gli stranieri che si possono utilizzare, però quello che sta mancando, secondo me, sono proprio i nuovi campioncini italiani. Non vedo tantissimo ricambio generazionale. Quindi io non sono sinceramente a livello, diciamo, nazionale, globale, particolarmente entusiasta e particolarmente speranzoso. Poi è ovvio che i club continuano a fare il loro massimo, continuano a fare tutto quello che devono fare per cercare di mantenere un livello alto, e noi ci proviamo con tutti i nostri mezzi. Poi noi siamo anche in una città dove si respira abbastanza sport, perché con Torres, con Dinamo, anche noi cerchiamo di ritagliarci, ecco, il nostro posto, la nostra visibilità. E devo essere sincero, quest'anno sono anche abbastanza, sono più contento rispetto agli anni scorsi. Sarà anche che la squadra va meglio e in seguito comunque lo abbiamo. Sì, effettivamente quello che dici secondo me è molto, molto corretto, nel senso che io quando ero ragazzino, quindi stiamo parlando di tanti anni fa oramai, ricordo il famoso pomeriggio sportivo di Rai 3, ve lo ricordate anche voi, no? Cioè che nel pomeriggio dopo i TG tutti i giorni di fatto c'era la possibilità di assistere a partite di sport vari. Cioè io ricordo appunto la pallamano, mi ricordo Bressanone, per dire, cioè, ai tempi d'oro, no? Che c'era la squadra, era una delle squadre più forti. Mi ricordo l'hockey su ghiaccio, idem, con Stefano Bizzotto, mitologico telecronista in generale, no? Non solo di calcio, ma proprio totalmente dello sport italiano. Ed effettivamente in quel periodo c'era, chiaramente parliamo di tempi diversi, c'era meno anche, cioè, o meglio, lo sport era meno fagocitato dal calcio. Cioè, il calcio comunque era lo sport dominante, però c'era più spazio per tutti, anche proprio a livello di trasmissione, a livello di fruibilità per le persone. Chiaramente è vero da una parte che poter vedere ogni volta tutte le partite su YouTube, perché questo succede, no? Non so da quanto tempo, da un paio d'anni, insomma, da più di un paio, ecco, sicuramente, non so di preciso da quanto, però ecco, rende teoricamente ancora più fruibile, no? Lo sport a tutti, però siccome insomma, siamo parte di questo movimento di YouTube, dello streaming e quant'altro, sappiamo anche quello che poi è la differenza tra il peso appunto reale, ecco, di uno sport che viene visto solo in streaming rispetto a uno sport che viene visto ancora in TV, che resta una piattaforma forse meno attuale rispetto al passato, però i soldi girano lì e quindi c'è poco da fare in soldoni. No, ti volevo chiedere poi ancora invece, tornando un po' al discorso dei playoff, chi è che non vorresti affrontare se c'è una squadra? No, Cassano Non in per semifinale preferenza. non la possiamo incontrare. Questo è chiaro, assolutamente. No, invece, se c'è qualche partita che vorresti rigiocare di quelle che avete fatto, è una partita invece che secondo te prendi come esempio, magari anche per i playoff, cioè della serie. Riguardiamo quella partita perché lì, secondo me, abbiamo raggiunto magari non il massimo del livello, però un livello che ci può permettere di arrivare fino in fondo. Se c'è, ovviamente. Guarda, ti dico la verità, rigiocherei tutta la vita la partita di semifinale con Siracusa. Poi vediamo, poi sempre da vedere come finisce anche la seconda volta, però rigiocherei quella perché è quella che avrebbe, secondo me, poi spalancato le porte per la seconda Coppa Italia.
faccio fatica a risponderti anche all'altra domanda perché secondo me non abbiamo giocato ancora una partita dove abbiamo veramente dimostrato il nostro livello. Quindi spero che questa partita debba ancora arrivare e spero che arrivi, ecco, in questi playoff. Poi una che probabilmente cancellerei è l'ultima in casa dove non abbiamo proprio giocato. Abbiamo giocato solamente 20 minuti e abbiamo perso malamente in casa con Bolzano, senza niente togliere a loro assolutamente. Però ecco, secondo me in questa stagione una partita dove abbiamo veramente giocato come dobbiamo giocare ancora non c'è stata. Molto bene, questa è sicuramente una bella dichiarazione di intenti, spero che i tuoi giocatori insomma se la segnino questa, perché vuol dire che no, l'obiettivo è ancora tutto da raggiungere, la storia è ancora tutta da scrivere. No, ti chiedo invece Andrea un giudizio, ovviamente non voglio che entri nello specifico, ma in generale da sportivo sassarese, lo hai detto prima, ma entriamo un po' nello specifico sul momento storico dello sport sassarese, perché di fatto poi voi in questo momento siete insieme al tennistavolo la Sassari che ride o che sorride, ecco, in qualche modo, visto che insomma un'annata sia per la Torres che per la Dinamo certamente non in linea con quelle che erano le aspettative iniziali e con tantissima difficoltà, soprattutto parlo di Dinamo. Come le vedi? Cioè, sei ottimista comunque per il futuro? Detto che, apro e chiudo parentesi, vista la situazione della Ternana, la Torres potrebbe già essere salva adesso, ma non è ancora ufficiale, quindi è chiaro che ci sono delle situazioni ancora da scrivere, però atteniamoci alla classifica, quindi con una Torres che ancora non è matematicamente salva, ok? Quindi ti chiedo un po' anche se sei ottimista sul presente Ma e sul futuro. il trend, io sono super tifoso di tutte e due le squadre, sia della Torre da piccolo, sia della Dinamo, perché comunque lavoro da tanti anni con loro. Il trend è diverso, nel senso che la Torres ha un trend maggiormente positivo negli ultimi mesi, manca pochissimo secondo me per la salvezza, manca una parte in casa abbordabile che che può consegnare tranquillamente la salvezza meritata secondo me, anche per quello che questa società negli ultimi anni ha fatto. Solo noi a Sassari siamo un pochettino strani da questo punto di vista. Non siamo capaci anche molte volte di non riempire lo stadio da secondi o terzi in classifica, ma vabbè, questo è un discorso un po' più ampio. Sulla Dinamo, ecco, il trend non è così positivo, però io sono molto molto fiducioso e spero che queste due partite in casa, anche se con due corazzate, possano essere, possano, diciamo, confermare il progetto Dinamo anche per poi il prossimo anno, perché secondo me raggiungendo una salvezza quest'anno lo spavento può ancora essere anche, diciamo, di buon auspicio e può essere un obiettivo per la Dinamo ritornare a certi livelli nei prossimi anni con un maggiore investimento. Io credo che la Dinamo ha tutte le possibilità di salvarsi, però deve essere anche la città a rispondere, perché a me quello che dispiace tantissimo è vedere un palazzetto che ancora oggi non risponde a dovere. Perché non dimentichiamoci che queste due partite adesso valgono quanto una promozione, ecco. Quindi deve essere, spero, il palazzetto deve essere arma in più, come lo è sempre stato negli anni in cui si lottava per i titoli, si lottava per il campionato, per le coppe e quant'altro. Quindi io sono assolutamente fiducioso per entrambi. Poi buffiamo un po' anche gli altri. Le altre, insomma, fa parte del gioco, ragazzi. Anche se siamo ottimi amici, purtroppo ci toccherà di fare pasquini, ecco, per le prossime settimane. Fa parte del gioco, anche questo fa parte del gioco. Hai detto, tra l'altro, poi il discorso del palazzetto, io c'ero all'ultima in casa, quella pessima sconfitta contro Treviso, e Stefano Sarda qualche giorno dopo ha detto cioè non si può sentire il rumore delle scarpette al palazzetto, ed effettivamente è un qualcosa che
io l'ho frequentato poco il palazzetto, però sicuramente mai come questa volta, neanche nelle partite di Champions League di giovedì, quando c'era il palazzetto mezzo vuoto per partite che non contavano nulla, però almeno sentivi comunque sempre l'appoggio del pubblico. Contro Treviso è un po' mancato, e se Stefano Sardara lo ha sottolineato, insomma, vuol dire qualcosa, ecco, visto che insomma ha sempre cercato di difendere anche la tifoseria, e ci mancherebbe. Andrea, grazie ovviamente per essere stato con noi di nuovo anche oggi. Continuiamo a seguirvi, lo sai, ma questo non è una minaccia, cioè ci mancherebbe, perché in questo momento siete la realtà che ci fa sorridere di più, per cui insomma, oltre all'amicizia si fa il tifo anche per questo, per voi, quindi non ti dico in bocca al lupo, ma insomma, ci sentiamo più avanti. Buon lavoro te lo possiamo dire. Perfetto, grazie mille. Vi mando i saluti anche da Mauro Garau. Ma visto che Mauro Garau fa sempre delle domande interessanti, molto simpatiche, ma voi avete provato a chiedere a Mauro Garau perché si sta facendo crescere i capelli? No, questo onestamente no, non lo so. Allora chiedeteglielo, perché secondo me chiedeteglielo merita, perché questo merita sicuramente. Grazie Andrea Giordo, direttore sportivo della Raimond Sassari, un abbraccio, ci vediamo presto. Buon lavoro. Ciao, grazie a lavoro, voi. ciao. Ciao. Salutiamo ovviamente anche Mauro Garau, perché insomma ci mancherebbe, ci ha anche aiutato nella preparare questa intervista, ma martedì aspetta. grande. Prima ringraziamo ovviamente Alea che grande. dice buongiorno a tutti, non riesco a seguirvi in diretta oggi, ma volevo passare a salutare, vi recupero nel pomeriggio e lo ringraziamo tanto. Grazie mille, Ale, grazie mille. assolutamente. Vada. Martedì, e quindi è il giorno di... Buongiorno, caro Alessandro. Vediamo se vi sento. Sì, vi Diablo. Come state? Come state? Bene, una giornata meravigliosa. Io guardo fuori dalla finestra e vorrei veramente ubriacarmi e basta. Perché, insomma, sì, è la sensazione che ho anch'io. Qui c'è quello che a Copenaghen chiamano Betemakusu. Questo però significa anche che si solleveranno delle bellissime onde per del divertimento surfistico, che questa è la cosa a noi dei Sims piace molto. Beh, questa dovrebbe essere in teoria, almeno fino a venerdì sera, una buona settimana, giusto? Teoricamente sì, insomma, il Cagliari ha vinto, quelle dietro hanno perso, quindi sì. E a parte la Fiorentina che effettivamente che però era già sopra, quindi semplicemente sta facendo il suo. Questo fine campionato che diciamo degno delle aspettative di quello che doveva essere il campionato della Fiorentina. Noi abbiamo vinto tra l'altro una partita talmente brutta, ma talmente brutta che sembrava una finale dei mondiali degli anni 90. Ve le ricordate le finali dei mondiali degli anni 90? 0-0. Tutti 0-0, 1-0, tutti tirati, tutti sempre rigori, sì. Sempre. Sembrava una finale. Diciamo che l'argomento più interessante. Allora, ci sono un paio di fotografie, secondo me, che sono venute fuori, che si possono estrapolare, e sono l'esultanza di Esposito che va da un Pisacane attonito, cioè che come se stesse controllando se aveva le scarpe slacciate dopo il gol. Poi lo stesso Esposito che alla fine della partita, dopo al triplice fischio, fa un sospiro di sollievo la cui eco si è sentita, si sente ancora oggi, perché veramente si vede questa immagine di lui che cammina e fa questo sbuffo come per dire abbiamo sfangato, siamo usciti da una situazione molto difficile. L'esultanza di Belotti al gol, devo dire, non so, è stata una sorpresa per me, non mi aspettavo, perché ovviamente avendo Belotti tendenzialmente fuori dai radar per tutto questo tempo,
non si capisce il coinvolgimento che lui ha in tutto questo, se ne ha uno vero e proprio, perché sai, uno che è arrivato, ha fatto 2 partite, si è fatto male e poi è scomparso, è anche difficile pensare a un Belotti che si affeziona, no? Nell'immaginario, con lui un po' una star, eccetera, eccetera. Invece vederlo così esaltato ci è piaciuto molto. Terza fotografia, anzi quarta fotografia, che non è la più bella, è un po' la lamentela dei fischi. Questa non mi è piaciuta moltissimo, cioè secondo me si poteva giocare comunicativamente in maniera molto diversa. Nella fattispecie vorrei parafrasare quello che ha detto il presidente stesso e dire che si poteva dire che forse non abbiamo imparato bene quello che ci ha insegnato Ranieri, ovvero quello di saper portare il pubblico dalla propria parte, chiedendo un gesto di comprensione, chiedendo di essere compresi, perché questa cosa non siamo stati capaci di farlo. Ecco, molto semplice, no? Cioè quello che sapeva fare Ranieri, ovvero anche nei momenti di difficoltà chiedere al pubblico un supporto, e il pubblico non gliel'ha mai negato. A questo Cagliari in questa stagione non è successo, per quanto il campionato del Cagliari fino ad oggi sia molto diverso da quello che abbiamo visto sia con Ranieri che con Nicola, perché chiaramente c'è stato quel periodo di illusione che ha generato poi la attuale disillusione, o comunque la disillusione che sicuramente fino a sabato pomeriggio c'era. Questo non significa, io non giustifico, cioè non sto né condannando Giurini per questo, per aver, diciamo, per aver avuto questa esternazione, non contando il pubblico che ha tutto il diritto di fischiare, di applaudire e di fare qualunque cosa gli venga, visto che va allo stadio, paga un biglietto, paga un abbonamento. Dall'altra parte c'è da fare anche in base a questo ragionamento un discorso, secondo me, un riequilibrio della situazione del Cagliari e di questo campionato. Perché l'ho detto la settimana scorsa e lo ripeto oggi, se ci trovassimo a 6 punti dalla zona retrocessione a questo punto del campionato, avendo avuto però un andamento più regolare, noi oggi staremmo parlando di tutto sommato, vista la quantità di esordienti che c'è nella nostra squadra, tutto sommato di un campionato, di una salvezza giusta e conquistata, che si sta conquistando. Ma che cosa è mancato poi in realtà? Cioè alla fine, che cosa è mancato fino a questo momento? Cioè chi doveva dare, chi e cosa dovevano dare quella marcia in più, chiamiamola così, per fare un campionato diverso? In realtà, secondo me, quello che è mancato è stato l'apporto dei senatori, molto più che di quello dei giovani. Cioè quello di cui ho sento la mancanza in una squadra composta come il Cagliari è proprio l'apporto di quei giocatori da cui ci aspettavamo, proprio per esperienza nella categoria, per esperienza nello spogliatoio, eccetera, eccetera, ci aspettavamo la capacità di tenere su l'ambiente, tenere su lo spogliatoio nei momenti di difficoltà, perché noi l'abbiamo detto 2000 volte, la fragilità è intrinseca nella gioventù, però la solidità e la maturità dovrebbero andare a compensare, perché se ci pensiamo questa squadra da quel punto di vista non è costruita malissimo, perché tu hai tanti giovani fra i quali hai anche tanti talenti,
e lo hanno dimostrato e lo stanno dimostrando. Un gruppo di 4-5 senatori che potevano diventare davvero il cemento e dare anche un po' di sicurezza intorno a questi ragazzi, che però per un motivo o per altro sono mancati. Per me si parla tanto di Foloruscio, ma non è mancato solo Foloruscio. Secondo me quest'anno è mancato per esempio anche Mina. Scostante, è un giocatore, nessuno, io ho visto le pagine, ragazzi, io 6 a Mina non gliel'avrei dato. Ricordiamoci che a un certo punto contropiede della Cremonese si è messo spalle al giocatore con la palla e si è fatto passare sotto un piede una palla che ha messo un altro giocatore della Cremonese da solo davanti a Caprile. Ragazzi, errore non grave, cioè gravissimo. Gravissimo. Io sono rimasto a parte, al di là del fatto che ha giocato un campionato sotto ritmo, nel senso sotto ritmo per quello che deve essere un campionato di Serie A. Una squadra fatta per ripartire deve avere giocatori in grado di impostare, ma impostare rapidi. Cioè non dico che devi avere Bonucci, però difensori che una volta palla al piede sanno immediatamente cosa fare. Loro che ti fanno perdere 4-5 secondi di gioco. Per me Mina non ha fatto un bel campionato e non ha fatto una bella gara, e non ha fatto una bella gara contro la Cremonese, cioè non ha fatto una gara sufficiente contro la Cremonese, e quello secondo me è un problema. Abbiamo perso anche giocatori durante questo campionato, cioè quasi tutti nel momento migliore, nel loro momento migliore. Belotti torna al gol, fa doppietta e si fa male. Scoperto Felici, che tipo, secondo me se avesse continuato quel campionato sarebbe andato in nazionale. Male Felici. Foloruscio fa il suo primo gol, si sblocca e si fa male. È una roba, Gaetano, cioè nel senso, anche Gaetano, provato da play. Masinelli, ma tutti. De Iola nella stagione della sua consacrazione come giocatore totale, come tuttocampista, si fa male e lo perdiamo per mesi. Cioè, ci sono tutta una serie questa squadra ha una serie di attenuanti enorme, secondo me. Cioè, non si può giudicare questo campionato, è ingiudicabile. Detto questo, se andiamo a vedere il valore della rosa del Cagliari a settembre e vediamo il valore della rosa del Cagliari ad oggi, secondo me, se non siamo vicini al 100% in più, siamo comunque sopra il 50% in più di valore. E credo che questo sia la grande conquista, la grande vittoria di questo campionato ad oggi. Per farci cambiare idea, per quanto riguarda la classifica, il Cagliari dovrebbe fare quanti? 10-12 punti nelle prossime giornate, ma sulla carta sono molto complicati. Sono molto molto complicati. Vi dirò di più, sarà più facile fare punti contro l'Inter probabilmente venerdì che contro altre squadre. Non escludo che venerdì si torni con qualche punto da San Siro, non lo escludo, perché c'è un trend interessante secondo me, cioè, proprio in virtù di quelle fragilità, una squadra in grado di ritrovare sicurezza perché ha vinto una partita difficile, perché ha superato uno scoglio mentale difficile, potrebbe andare a San Siro con la spavalderia di chi ci prova e magari ci riesce. Magari non a vincere, ma magari a strappare un pareggio. Secondo me è interessante. Potrebbe essere. Tutto dipenderà, secondo me, molto dipenderà da chi si piazzerà lì davanti. Perché in questo momento lo so che non si può più parlare di Clixoy, ho capito che non è più possibile parlare di Clixoy.
Non mi sento più, forse devo uscire e rientrare dal link. Non Io mi esco senti? e rientro dal link, ve lo dico, perché non mi sento. Lo faccio. Riesci. Vada. Comunque StreamYard ogni volta che cambia qualcosa toglie i punti, toglie la voce. Vediamo un po'. Vediamo un attimino, perché adesso entriamo in un argomento interessante. Vediamo se riesce a ricollegarsi. Aspetta, proviamo. Vediamo se c'è. Prova adesso. Mi senti? Io ci sono. Ma mi senti? Io ci sono e ti sento. Ci sono e ti sento. Perfetto. Oh. Il problema è quando Quindi, o io o Fra usciamo e chi è ospite non sente più. Non si capisce quale sia il motivo. Quindi grande. è un bug di StreamYard, lo risolverà. Sicuro. Speriamo. Diciamo, tutto dipenderà moltissimo da chi si metterà lì davanti e da come il Cagliari giocherà davanti, soprattutto, direi. Perché la difesa dell'Inter è una ottima difesa, chiaramente, ma non è in un periodo di grande impenetrabilità. L'abbiamo visto, il Como ha fatto 3 gol, il Como che al Cagliari forse ha fatto un gol, giusto? No, 2-1 al ritorno, 0-0 all'andata. Ah, Il giusto. Gol di D'Acunha, ricordati, il super gol, ecco. Quindi... È vero. Però, insomma, l'Inter non è una difesa impenetrabile in questo momento. Chiaramente dipende tanto da chi giocherà davanti e in quale modo si favoriranno gli inserimenti dei centrocampisti. Ecco, quello è una parità che si gioca molto, secondo me, dalla metà campo in su, anche perché dietro si fa quel che si può, perché comunque esatto. l'Inter è una squadra molto pericolosa. Detto che non dovrebbe esserci Lautaro Martinez, quindi diciamo che quello che sarebbe ha 12 gol è già un'ottima notizia, direi. Che sarebbe già qualcosa, e ci vuole a quel punto una partita estremamente attenta, simile a quella che abbiamo fatto con la Juve, ma la Juve era veramente tanto spuntata, mentre l'Inter, anche senza Lautaro Martinez, è una squadra pericolosa, c'è poco da fare, comunque una squadra molto pericolosa. Però è una partita, è una di quelle partite che meno male che andiamo a giocarla così, che andiamo a giocarla con questo piccolo margine, che non è tanto, perché 6 punti sono pochissimi, e spero che la squadra e l'allenatore siano in grado di consolidare questa consapevolezza del fatto che 6 punti sono niente, sono pochissimi. Quindi, insomma, grande attenzione. Questo sarà un finale questo finale di stagione sarà, cioè, probabilmente sarà una piccola agonia, ma noi dovremmo essere tutti quanti abituati, cioè, voglio dire, non è che niente di nuovo. Il problema, Ale, è che quasi si era persa questa abitudine dopo l'inizio del campionato, perché quante volte è stato detto ma il Cagliari non è mai stato nelle ultime 3 posizioni. Di solito, gli ultimi 2 anni era esattamente l'opposto, cioè andavi a rincorrere. Quest'anno non c'è stata la rincorsa, ma se poi lo vogliamo, che io anche ieri a Cagliari Social era fondamentalmente, se tu a Pisa, alle sfide con Pisa e Lecce fai 2 vittorie, il Cagliari è lì dove in teoria dovrebbe essere, cioè i 39 punti. Quindi se vogliamo accorciare il tutto, il Cagliari ha soprattutto sbagliato 2 partite, il Lecce in casa e a Pisa. Fine. Il resto probabilmente è nella norma. Giornate più fortunate, giornate meno fortunate. Mettiamola guarda, così. ti dico anche qualcosa di più. Forse anche un po' più della norma, nel senso che alla fine, l'hai detto tu stesso, se andiamo a vedere che anche perdendo, facendo 2 punti in 2 mesi, non siamo mai entrati in zona retrocessione, questo campionato non è come gli ultimi 2. Certo. Cioè, attenzione, nel senso, nel recente passato il Cagliari si è trovato ultimo, penultimo. Quindi attenzione, io ripeto,
ci hanno dato da mangiare la marmellata, e quindi quel mese lì ci siamo sentiti e ci siamo anche legittimamente sentiti, diciamo, in diritto di sognare. Però se andiamo a vedere questo campionato, malgrado il Cagliari sia riuscito a fare solo 2 punti in 2 mesi, il Cagliari non è mai entrato, non ha mai messo nemmeno un piede nella zona retrocessione. Secondo me questo è già un gran risultato, se vogliamo, nel senso, sempre con le attenuanti, sempre con il... Io sinceramente non sono d'accordo spero che Pisacane rimanga. Intanto spero per lui che non vada alla Lazio. Me lo auguro per lui. Cioè, meglio andare a cercare di vincere un campionato di Serie B che andare in una piazza come Roma in questo momento per uno come Pisacane. Ma questo ovviamente è una sensazione mia pura. Roma ha bisogno di allenatori, secondo me, con tanta esperienza anche dal punto di vista delle relazioni con i giornali, con la stampa, col pubblico. Ti direi È quasi una piazza, soprattutto questo, perché è una piazza è una difficile. piazza difficilissima coi tifosi, è una piazza difficilissima. Roma è se il mister Pisacane è come dire assennato, è attento alla sua carriera, come mi sembra di credere, ci penserà 2 volte prima di fare un'esperienza del genere. Non so poi da dove venga questa notizia, ma non lo so. Dal tempo di Roma, che ha messo Pisacane in una rosa, il tempo, Di quindi uno dei papabili giornali di Roma, allenatori. ha messo Pisacane all'interno di una rosa di 4-5 nomi per il dopo Sarri, ma cioè, ha il peso che... Trova il tempo che trova. Sì. Magari dentro quei 5 ce n'era uno o al massimo 2 veramente realistici, e come sempre facciamo noi giornalisti quando si parla di mercato in tutte queste situazioni, quando ti arriva il nome giusto, che però non, in un modo o nell'altro non puoi spendere in maniera diretta, ma vuoi comunque metterlo, allora di solito si fa così, cioè si fa una rosa, si butta dentro anche il nome vero insieme ad altri nomi più o meno verosimili, quindi Sì. ma da quello che sappiamo, insomma, non è un'opzione al momento percorribile, ecco. Quindi questo lo volevo dire. Ci vedrei più Fabio Grosso in una piazza come Roma, magari, un allenatore sì, di quei sì. uno che ha già un'esperienza diversa, certo. uno che ha già un'esperienza diversa rispetto a quella che no, può ma poi avere, anche, diciamolo, anche da calciatore, nel senso, infatti. è abituato a, diciamo, luci molto più accecanti, ecco. Detto questo, io mi auguro che Pisacane rimanga, perché questo allenatore sta dimostrando di essere in grado e di avere il coraggio anche di fare scelte complesse e comunque di fare quello che la società gli ha chiesto fondamentalmente, ovvero valorizzare i giovani in rosa e i provenienti dal settore giovanile, cosa che nessun altro avrebbe fatto, ragazzi. Nessun altro allenatore sulla piazza sarebbe stato in grado di accontentare la società in questo progetto che è al contempo, guardate che bellissima questa cosa, folle ma necessario, anche alla luce di quanto sta succedendo nel calcio italiano. La follia del Cagliari, cioè quella di mettere Mendy in una partita delicatissima, è quella di portare giocatori semisconosciuti e di beccare giocatori semisconosciuti da campionati esteri, come Zé Pedro, che, diciamolo, cosa dobbiamo dire di questo ragazzo? Fortissimo. Ma non solo forte dal punto di vista, non solo forte dal punto di vista tecnico, un ragazzo giovane che ha la capacità di
mettersi la partita sulle spalle e cambiarla. Questi sono i giocatori queste sono le scommesse vinte. Queste sono le scommesse vinte. Non possiamo, noi stiamo facendo non un errore, non stiamo facendo un errore, ma stiamo valutando e continuiamo a valutare il campionato del Cagliari su basi di un calcio che non dovrebbe più esistere. Cioè quello di chi per salvarsi prende 10 trentenni per avere il sicuro e provare a sfangare di campionato in campionato senza mai davvero pensare al futuro, altrimenti sarebbe rimasto Nicola, ragazzi. Cioè se avessimo voluto quel campionato lì sarebbe rimasto Nicola, ma abbiamo visto Nicola quest'anno che fine ha fatto. Cioè dillo a Luca Di Leonardo, che era il suo più grande sponsor per una conferma di Nicola, quindi no, ma io Diglielo. capisco però, io lo capisco chi alla fine del campionato certo, perché voleva Luca è ancora anziano e quindi vuole un calcio anziano, c'hai ragione. No, ma il tuo ragionamento No. è calzante alla perfezione. È che Lo i capisco. Gipoviani e Nereo Rocco non sono più tra noi, perché se no avrebbe fatto di tutto. Sapete perché Salutiamo lo nell'alto capisco? dei cieli, ovviamente. Esatto. Sapete nel perché basso lo dei capisco? cieli. Lo capisco perché la paura di finire in Serie B, cioè il dolore che proviamo ad ogni retrocessione è talmente intenso, è talmente forte, che è chiaro che la prima cosa che vuoi è essere di Leonardo Vattene. No. Sottoscrivo. Vale. Esonerato. C'è un complotto. Sì, non ce lo dicono, ma c'è un complotto. Abbiamo perso. Si è bloccato. Si è bloccato in questa posa stupefacente. Abbiamo perso. Questo è la lacrima, lo strale di Gipoviani dal cielo. Questo Dopo che hai messo in visione si è il bloccato. messaggio di Matteo. Si è bloccato. No, però c'è un tema interessante che sta emergendo anche nei commenti, e quindi Cioè che me la devo andare? Esatto. No? Ci sei, Eccomi ci qua. sei. Sono tornato. Stavi dicendo? Quindi, ma non ho ricevuto una telefonata questa volta, incredibile. No, si è solo bloccato. Ho avuto una ghigliottina. Sì. Stavo dicendo che capisco perfettamente chi alla fine del campionato scorso avrebbe voluto Nicola per dare continuità all'idea comunque di un allenatore in grado di tenere la categoria, e capisco anche, ragazzi, chi a agosto si dicesse ma dove possiamo andare con un allenatore che ha allenato soltanto giovanili, è tutto. Però tutto questo non fa altro che rafforzare la teoria, anzi rafforzare la tesi che questo campionato del Cagliari in realtà sia un campionato positivo, estremamente positivo, ragazzi, estremamente positivo. Tenuto conto di dove stiamo andando, diventa fondamentale capire e diventerà fondamentale vedere se avremo davvero uno step oltre nel prossimo campionato, se il progetto dovesse rimanere questo. Nel senso, il vero campionato da giudicare non sarà più questo qua, ma sarà il prossimo, dove tu avrai, intanto ci sarà un giudizio fortissimo sul mercato, perché noi chiaramente andremo a cedere un paio di pezzi potentissimi, uno purtroppo lo dobbiamo restituire, ma andremo a cedere almeno uno o due pezzi importanti, uno dei quali sarà Caprile, sicuramente, che mi viene da dire anche giustamente, cioè avrà anche le sue ambizioni da quel punto di vista, a meno che non faccia veramente una scelta di cuore, una scelta di progetto e dire no, rimango un altro anno e vediamo che cosa riusciamo a fare, ma non lo so, non è questo
non mi sembra il calcio di oggi in grado di fare queste cose qui. Sarebbe bellissimo trattenere Esposito, sarebbe bellissimo trattenere Gaetano, forse si può cedere qualche senatore che non ha fatto benissimo, cercando altri analoghi che possano però garantire appunto quel di sopperire alla mancanza di maturità di alcuni giocatori che comunque invece magari l'anno prossimo inizieranno intanto il campionato da zero. Per esempio, se si dovesse riscattare Clixoi, magari l'anno prossimo potrebbe essere il suo anno, fare la preparazione col Cagliari, entrare proprio, come dire, da tabula rasa in squadra, magari una squadra che poi piano piano costruisce un gioco anche intorno al suo modo di interpretare l'attacco. Quindi tu lo riscatteresti Kilixoi? Magari non a 12 milioni. 12, cioè andrei a trattare il prezzo. A ritrattare il prezzo del riscatto, perché in questo momento 12 milioni non ce li ha. Poi secondo me ha un potenziale da 12 milioni, ce l'ha, ma quest'anno non è riuscito a dimostrarlo pienamente. Abbiamo avuto i famosi sprazzi di Clixoi, che ci ha fatto capire che 7, 8, non so. Ci sta su. Sì. E invece ti chiedo su, così ragioniamo anche su quello che hai detto prima, e Folorunso invece cosa faresti con Folorunso? A me Foloruscio, se lo tengo per farlo giocare a mezzala, però. Cioè, Foloruscio no, sì, non abbiamo visto il miglior Foloruscio quest'anno, ma non l'abbiamo mai visto manco praticamente nel suo ruolo. Non so. Da vedere sta roba. Anche lì c'è un discorso relativo, perché alla fine hai dei riscatti e hai comunque delle situazioni. Poi bisogna vedere il campionato, è ovvio, rimanendo in Serie A con diversi giocatori che possono essere appetibili, perché mi viene da pensare a Caprile, ad esempio, che sarà sicuramente uno dei giocatori più ricercati, ma anche, come hai detto tu prima, lo stesso Seba Esposito, perché comunque sta trovando ora una continuità a livello realizzativo che non aveva trovato all'inizio, fino a 6 giornate fa. Sì. Perché comunque ha fatto 3 gol negli ultimi 5, questa media non l'ha avuta nelle prime 25 giornate. Ma io non gli chiederei quello sempre, però adesso sta riuscendo a trovare il modo di arrivare alla porta più facilmente. Tra l'altro 2 gol di testa su 3, che non è proprio il suo colpo preferito. Infatti, esatto. Questo però significa che lui sta utilizzando tutte le sue doti di posizionamento, cioè sa stare in area, sta dimostrando di sapersi mettere nella posizione giusta in area. Come si è smarcato contro la Cremonese, lì defilato sulla sinistra, sparito dai radar di una difesa che, per carità, tutt'altro che solidissima, però è stato proprio un gol da attaccante predatore, no? Cioè quella roba lì per cui veramente arrivo da dietro, neanche mi vedi e divento imprendibile. Ha anche questi colpi, però lui, lo sappiamo, l'abbiamo visto anche in realtà quando giocava a Empoli. Lui non ha numeri enormi realizzativi, perché è comunque un giocatore che tende a tornare, cioè Certo. che tende a coprire, tende a tornare, tende ad andare a prendersi la palla lì dove la palla dovrebbe essere recuperata. Quei giocatori sono preziosi, cioè quelli che vogliono andare a prendersi la palla, cioè quelli in grado di prendersi le loro responsabilità, che poi provano la giocata e poi la sbagliano, va benissimo, ma intanto andare incontro alla palla, farsi 30 metri, 40 metri per andare a prendersi la palla, quello è un leader.
cioè quello è proprio il comportamento del leader in campo, cioè quello che dice non c'è problema, ci penso io, sbaglio, sti cazzi. Però è importante secondo me costruire il nuovo Cagliari intorno a giocatori come Zé Pedro, Esposito, perché no Kilixoi, prendendo come fulcro dal punto di vista, da molti punti di vista, persone come Deiola. Perché l'abbiamo riperso. Bloccato di nuovo. Sì, esatto, bloccato tempo. Piano piano la definizione andava via via sparendo fino a che l'abbiamo riperso. Vabbè, oggi è martedì, ci sta. Ma lì è un discorso di connessione sua, secondo me. Che noi Sì. forse Vediamolo. Sì, c'è di nuovo. Vediamo. Vai. Aspetta. Eccolo qua. Eccoti qua. Forse ci sono, ma forse non vi sento. Ci Come non senti? ci senti? Mi vedete? Sì? E ci senti? Non vi sento. Ma esco e rientro per salutarvi perché ho una piccola urgenza, però Vai. non vi lascio così, perché ho ancora una cosa da dirvi. Vai. Vediamo. Sì, vabbè. Se no, lo mettiamo così in audio con il punto di il nero. Mettiamo- incredibile. La Sardegna. Vero, vedi? Nel ti l'aveva Problemi fatto fuori tecnici. dato blocco. Vediamo, aspetta, lo faccio entrare. Prova Eccoci adesso. qua. Ci Ci senti? senti? Comunque sì, a me piace Ok. fare queste proiezioni agli anni prossimi, eccetera, eccetera, perché sono un sognatore e perché poi sono le speculazioni più divertenti del calcio, alla fine sono quelle, no? Certo. C'è poco da fare, fare i conti, i calcoli, vedere chi va via, chi arriva. Ecco, una cosa che mi chiedo, cioè che spero è che il tesoretto che si raccoglierà cedendo qualche pezzo prezioso venga speso un po' in stile Arrica, in maniera molto molto funzionale, molto molto intelligente. Angelozzi si è dimostrato secondo me un uomo di mercato molto attento, molto, molto pertinente per questo progetto, quindi tendo stando così, mantenendo così l'assetto societario chiaramente, cioè nel senso facendo finta che da qui a giugno o settembre non cambi moltissimo, poi vediamo, perché chiaramente se dovessero cambiare i ruoli lì in alto potrebbero cambiare tantissime cose, cioè il calcio è tutto il contrario di tutto, oggi è una cosa, domani è un'altra. Detto questo, prima di salutarvi voglio ricordarvi che da ieri è nata la nostra nuova testata che si chiama Sardegna Oltre la Cronaca, detta anche Sardegna Oltre, il sito sardegnaoltre.org, ma soprattutto siamo su tutti i social, e dalla rassegna stampa di questa settimana, che ereditiamo dalla vecchia denominazione Sardegna che cambia, inizierà una collaborazione bellissima con 131 che ci darà, nella persona del direttore dottor Aresu, ci darà il contributo sullo sport che avremo online ogni venerdì mattina nel nostro podcast rassegna stampa settimanale. Questo per me intanto un ringraziamento enorme per questa collaborazione, perché trovo che sia sano, bello e giusto che le realtà giornalistiche e in generale nel mondo dell'informazione sarde, al di là dei che siamo fuori dai due grandi gruppi, diventino e inizino delle collaborazioni per fornire al pubblico una informazione sempre più pertinente, sempre più indipendente, sempre più ampia e, perché no, sempre più approfondita, in nome di un'isola che si deve raccontare non più con gli stereotipi, i luoghi comuni e la superficie, tra virgolette, del folklore, ma andare appunto oltre e raccontare un'isola vera, l'isola che si muove, che cambia appunto e che va oltre.
Quindi vi ringrazio moltissimo per questa collaborazione. È un piacere, un onore. Ah, Anche perché, come sai, insomma, ne abbiamo parlato in privato, ma si può dire anche a livello pubblico, cioè quando poi alla fine si condividono le stesse idee, le stesse più che idee, proprio il modo di vedere questo mondo, perché poi alla fine le idee possono essere anche diverse, ci mancherebbe. Però quando si ha la stessa sensibilità e soprattutto si cerca di fare un lavoro che va oltre il quotidiano, non il quotidiano come giornale, sia chiaro, quotidiano Sì, sì. attributo, no, che non sia mai che poi qualcuno interpreti in maniera sbagliata le mie parole, quindi che vada oltre l'oggi, ecco, diciamo così. Anche in questo caso non oggi il giornale, però non oggi la rivista. Pericolosissimo. Mamma mia, ogni parola è un possibile... Siamo circondati. È un trappolone. No, seriamente, appunto, cercare di guardare un po' più verso il futuro, verso un domani che, tra l'altro, il mondo ogni giorno ci mette di fronte a sfide enormi, perché siamo passati, riaprono lo stretto di Hormuz, la benzina scenderà nuovamente il prezzo a 1,60 euro nelle 50, ieri sono passato tutta la 131 e sotto i 2,10 euro il gasolio da nessuna parte, quindi insomma, per capire è un po' come effettivamente la situazione a livello globale, e quindi provare a cercare di fare qualcosa per cioè, appunto, che vada oltre i meri bisogni quotidiani, che guardi al futuro è fondamentale. E quindi siamo molto contenti di abbracciare questa nuova collaborazione, e quindi sì, speriamo che vada tutto bene, che ovviamente che il progetto venga seguito da quante più persone possibile, e che ci sia una crescita consapevole. Ecco, partiamo da ottime basi e soprattutto da ottimi professionisti, dai quali mi escludo, ma in realtà abbiamo un team di ragazze e ragazzi molto giovani e molto molto bravi, ragazze e ragazzi che a cui il mondo di oggi non avrebbe dato grandi opportunità dal punto di vista giornalistico. Noi abbiamo puntato proprio su queste figure, proprio per la sensibilità di cui mi parlavi prima. Quindi appuntamento a venerdì mattina, quando tireremo fuori la prima, poi sarà la 119esima puntata del nostro podcast, ma sarà la prima del nuovo corso, in cui appunto ci sarà anche la voce del direttore Aresu, che ci darà il suo contributo nella sezione dello sport. Vi ringrazio moltissimo, vi saluto. Grazie a voi. Diavolo, ci vediamo settimana prossima, sperando di poter commentare una partita con dei punti. Vuoi fare la tua promessa, la tua scommessa? Perché con la Juve portò bene. Non me la sento, ragazzi, perché sei raffreddato ancora, perché sei ancora influenzato, lo sento. Sì. È vero, io pensavo volessi fare la verticale sul surf, non lo so, però vabbè. Quello non era sarebbe necessario mostrare altre parti del tuo corpo prive di non conviene a nessuno. Non conviene a nessuno. Quindi va bene. Ale, grazie, ci vediamo settimana prossima. Grazie mille, un abbraccio. Ciao. A presto. Ciao. Eccoci qua. Tac. Muy bien. Ci siamo. Ci Bene, dicevamo, quando tu ancora non eri collegato all'inizio della puntata, perché chiedevano... No, non parliamo di fantacalcio, tranquillo. Pensavo stessi ancora andando lì No, te l'ho detto. Rosicare. No. Io questa settimana non faccio nemmeno fantacalcio, non faccio niente questa settimana. Bravo, così ti voglio. Credici. Così ti voglio. Diceva Nicola all'inizio: buongiorno a tutti, vigili alla puntata 131. Cosa state preparando? Non ci sarà la puntata, questa esatto. Cosa fai? Come fai a farti ricordare non facendoti vedere? Ma andremo in diretta col muro verde. Durerà un'ora col muro verde e i commenti, e non c'è nessuno. Sì. È una nuova prova. Esatto. No, abbiamo già 2 ospiti internazionali, quindi international people. nazionali.
Ho detto una new entry e un ritorno. Queste sono le uniche due info che ho dato e ci può stare. Esatto. Dice tutto e dice niente, ovviamente. Un Ci pack mancherebbe. incredibile, certo, assolutamente sì. Esatto. Va bene. Va bene. Va bene. Poi chiaramente anche oggi sono arrivati molti spunti interessanti, specie sulla, come sempre, sulla figura di Pisacane. Ma ci sarà tempo e modo, chiaramente, anche nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, di discutere ulteriormente. Io non do il giudizio fino a quando non finisce la stagione, nel senso che chiaramente al momento è un giudizio abbastanza diviso, cioè poi bisognerà fare la media fondamentalmente tra prima parte di stagione, seconda parte di stagione e terza parte di stagione. Vediamo come chiude il Cagliari, con che tipo di approccio chiude il Cagliari, con che tipo di approccio chiude Pisacane. Poi per l'anno prossimo ci sarà, anzi per l'anno prossimo. Tanto il campionato finisce quando è? Il 18 maggio? Che giorno è? Non mi ricordo, sto andando a memoria. No, è 23. Una settimana dopo. Mi ricordo. Aspetta un attimo, ce l'ho qua. Il 24, sì. 23, 24, okay. 22. Vabbè, ti ricordo che l'anno scorso il il coso del Cagliari si è chiuso il giovedì, tipo. Per lo scudetto. Nel Napoli-Cagliari di giovedì, epocale, l'ultima giornata di Fantacalcio, fare la formazione di giovedì. Senza senso. No senso. Matteo, visto che stasera ci sarà il dibattito in Consiglio Comunale, vi ricordo non si decide niente, non si vota niente, soltanto sarà l'occasione di sentire il parere di tutti i vari consiglieri, magari del sindaco, dell'assessore e quant'altro, ma non si vota niente, non si decide niente stasera. E l'abbiamo detto anche noi, perché l'inizio dei lavori del nuovo stadio, di costruzione reale del nuovo stadio, è previsto per giugno 2027. Perché così, perché il cronoprogramma è questo, lo è stato detto anche nella conferenza stampa di qualche settimana fa in comune. Se non l'avete sentita, recuperatela, perché tanto è sul canale YouTube, tutte le dichiarazioni. E quindi 2026 deve partire la gara e poi nel 2027 i lavori. Questo è il cronoprogramma previsto, quindi non è un errore assolutamente, è proprio così, cioè è stato detto, ma ripeto, trovate le dichiarazioni integrali di Maurizio Fiori già sul nostro canale. Va bene, poi ripeto, per l'anno prossimo ci sarà tempo e modo, per la prossima stagione ci sarà tempo e modo di giudicare, di decidere tutte queste cose qua. Bisognerà capire se, appunto, una volta che ci sarà la nuova... No, purtroppo la cosa che interessa è il 2031 per l'inaugurazione dello stadio. E nei tempi, cioè secondo il cronoprogramma, il 2031 già ci saranno le partite, cioè le partite ufficiali nel nuovo stadio. Quindi i tempi sono quelli. Poi si può sempre dire, ma se questo iter fosse stato concluso 1 anno fa, 2 anni fa, è ovvio. Cioè, questo non ci sono cose da... Non è che bisogna stare lì a dire l'ovvio, a ricordare l'ovvio, però da programma è quello, come dice giustamente Isidore, perché prima devi demolire il Sant'Elia, quindi questa è la tempistica. Avessi a disposizione un terreno al tabula rasa su cui costruire ex novo, allora chiaramente non avresti quell'anno di tempo per demolire, smaltire, riutilizzare, insomma, quello che sarà. No, però dicevo, sulla prossima stagione ci sarà modo e tempo chiaramente di capire se ripartire eventualmente da Pisacane, che vorrebbe dire dare continuità a un progetto tecnico che magari non a tutti sarà piaciuto. Io aggiungo anche, secondo me, fino a questo momento si è capito che, perché ho ascoltato anche ieri Cagliari Social Arena, ascolto sempre i video degli amici youtuber, quindi insomma spero di avere un quadro abbastanza chiaro anche di quella che è l'opinione pubblica generale, oltre chiaramente ai commenti dei nostri spettatori, utenti in generale, ecco, diciamo così, di tutta la famiglia dei 131, non solo dei video ma anche degli articoli.
E bisognerà capire, appunto, se tracciare una linea e dire no, non sono soddisfatto di quello che è stato quest'anno, quindi Isaac, anche se ti sei salvato, ciao, arrivederci, si iscriverà una nuova pagina. Con chi? Boh, io non penso che la soluzione possa essere il Baroni di turno, il Gotti di turno, un allenatore di quella tipologia. Se vuoi costruire, probabilmente, chissà perché magari non prendere un allenatore da fuori. Leggevo prima di spagnoli, ma non necessariamente spagnoli. Non è che gli spagnoli sono il paese dei balocchi in generale. Cioè, magari prendi anche da altri campionati. Dipende sempre dall'idea che si vuole avere e soprattutto l'idea deve essere poi messa in pratica da dei giocatori che devono essere funzionali. Io credo che la rosa del Cagliari di quest'anno non fosse funzionale al 100% quelli che erano le idee tattiche di Pisacane, che comunque è un allenatore con un approccio difensivista. Punto. Cioè, su questo non c'è niente da... Cioè, non è che ci sono... perché qualcuno si straccia le vesti. No, ma noi abbiamo visto un inizio di stagione meravigliosa. Ragazzi, Pisacane è sempre stato questo. Cioè, è un allenatore che è un ex difensore, che ha un certo tipo di imprinting a livello proprio tattico e quindi gioca in quel modo. Chi lo ha visto giocare la sua primavera degli anni scorsi, vedremo. Cioè, o meglio, chi ha visto giocare la primavera degli anni scorsi ha capito perfettamente com'è il suo gioco. Il discorso è che alla primavera aveva una squadra, cioè con la primavera aveva una squadra che intanto il livello della sua squadra era più forte del livello di quest'anno se parametrato al campionato in cui giocava. Cioè il Cagliari primavera dell'anno scorso era una squadra forte, di alta classifica per il campionato primavera 1. Il Cagliari di quest'anno, in potenza, in atto, tutto quello che volete, non era una squadra di alta classifica per la Serie A. Quindi, questa è una cosa fondamentale, ok? E bisogna anche capirla, perché sennò poi si giudica esclusivamente sul gusto. Il gusto, io ho sempre detto, può piacere o può non piacere, ma se c'è una struttura, se c'è un gioco che, ripeto, se c'è un gioco che non necessariamente deve essere il gioco alla Guardiola, ok? Io dico in generale, un gioco che può essere anche quello di lanci lunghi e ripartenza, mi chiudo e riparto, se poi porta dei risultati, perché chiunque, anche i giochisti, anche il più ostinato dei giochisti, gioca per vincere, non gioca per divertirsi, perché se no ci diciamo cose che non esistono, ok? Quindi bisogna anche sempre avere un'idea del contesto generale in cui si opera, ok? Tra l'altro, poi come dice giustamente Traccadda, Guardiola oggi gioca in verticale, perché? Perché c'è l'attaccante centravanti forse più forte del mondo, centravanti la prima punta fisica con una certa struttura e via dicendo, cosa che non ha mai voluto prima, ok? Il mio pensiero in questo momento, vedendo quello che è, appunto dopo 32 partite, comunque il giudizio si può dare, almeno su questo, secondo me c'è un equivoco tra la tipologia di rosa e di giocatori che ha il Cagliari e la tipologia di gioco che vuole fare l'allenatore. E quindi tutto quello che sono stati i cortocircuiti della stagione, no? Nascono tutti da questo fatto, dal fatto che hai preso una rosa che probabilmente non era adatta, cioè hai costruito una rosa che probabilmente non era adatta al tipo di gioco che voleva fare l'allenatore. L'allenatore ha fatto, cioè Pisacane ha fatto i primi mesi in un certo modo, perché ha lavorato in ritiro in un certo modo, ha lavorato nelle come si chiama, nelle prime amichevoli in un certo modo, ha lavorato anche nelle prime gare in un certo modo, e poi è tornato un po' indietro.
tornato un po' indietro, anzi è tornato molto indietro su questo, è tornato indietro al suo gioco originale, ok? Senza avere però probabilmente i giocatori giusti per farlo. E quindi poi alla fine, se ci mettete gli infortuni, ci mettete l'inesperienza, ci mettete gli errori che ci stanno, perché ripeto, quando Pisacane ha 32 partite in Serie A, che sono quelle di quest'anno, prima non ne aveva. E prima leggevo Inzaghi alla Lazio è partito dalla primavera, e però aveva giocato quanti anni alla Lazio? Quant'è che conosceva l'ambiente Lazio? Lo stesso Pisacane conosce anche l'ambiente Chievo dalla Cagliari. primavera Inter, poi è andato al Parma, poi è andato all'Inter e ha vinto, Per vincerebbe quello lo che stesso, dico, però. è più del discorso su Pisacane e Lazio, perché l'ho letto anche di nuovo prima, cioè per me, al di là del fatto che è una cazzata mostruosa mondiale, non lo aiuti neanche così, cioè nel senso non è pronto per andare dopo questo campionato ad andare alla Lazio e tutto. E quindi cioè, fondamentalmente però Paladino era un attaccante, Manu. Paladino era un attaccante, pensa che era un difensore. Cambiano queste cose, cioè purtroppo incidono anche queste cose. L'Inter di Chievo è offensiva secondo voi? Secondo me no. Io non so se Inzaghi a Como avrebbe fatto la partita che ha fatto Chievo. Non lo so. Non lo so. L'ambiente Monza non esiste però su quello. Cioè, io il discorso di come si chiama? Di Pisacane e Inzaghi lo facevo alla Lazio, lo facevo per quello, cioè perché comunque Inzaghi alla Lazio è passato alla primavera alla prima squadra, conosceva comunque il suo, cioè quell'ambiente, e quindi anche Pisacane è stato calciatore favorito. Lazio, Esatto, per certo. quello dico. Certo. Per quello che anche Pisacane si poteva fare a Cagliari una cosa del genere, non alla Lazio. Certo. Cioè, ora, secondo me, Pisacane non è assolutamente pronto per andare alla Lazio, ma per andare in qualunque piazza di quella portata. Io questo volevo dire, non so se poi alla fine si è... magari non si è capito bene il mio pensiero. Però, ripeto, oggi, rivedendo determinate cose, penso che, appunto, evidentemente l'inghippo, il collo di bottiglia sta là, ok? Sta là perché è una rosa che probabilmente non è adatta al tipo di gioco di Pisacane, e Pisacane non è adatto a questa rosa. Per quello che poi dico, per l'anno prossimo necessariamente bisognerà fare una scelta. Cioè, se confermi Pisacane, e allora devi cambiare tipologia di rosa, magari mettendo anche giocatori forti che però abbiano quel tipo di caratteristica. Se invece non cambi rosa e cambi l'allenatore, allora devi prendere un allenatore che faccia giocare in quel modo. Però anche lì, come la fai giocare questa squadra? Perché se tu hai Borrelli, hai un Chilixoi al primo anno in Italia, hai Belotti che ti si rompe dopo 3 giornate, Pavoletti all'ultimo anno, i giovani li fai arrivare adesso in prima squadra, cioè poi alla fine diventa... Cioè sono tutte situazioni che un allenatore esordiente chiaramente cioè, probabilmente soffre più, patisce di più rispetto a un allenatore esperto, ma non è detto che l'allenatore esperto poi sappia gestire il tutto. Cioè guardate Baroni era uno degli allenatori che quest'anno potevano andare al Cagliari, l'anno scorso era alla Lazio, a Torino lo stanno trattando come se fosse il peggior allenatore del mondo. Preso da Versa, che ha avuto problemi in altre piazze. Preso Quindi... da Versa, che a Empoli abbiamo visto come ha fatto. Cioè, non mi pare che sia l'allenatore più divertente di questo mondo. Però evidentemente li ha rimessi in ordine, li ha fatti giocare come dovevano e tutto. Idem Vanoli, guardate Vanoli. Vanoli è andato alla Fiorentina dove sembrava... va via dal Torino, sembrava dovesse andare in Champions League. Va alla Fiorentina con una squadra... Adesso ditemi voi, la Fiorentina è scarsa? Ha una rosa scarsa la Fiorentina? No? La Fiorentina ha iniziato con Pioli, ragazzi. Pioli. Ci hanno ripreso Pioli dall'Arabia, Dinai, perché quanti soldi lo hanno dovuto pagare. Eppure abbiamo visto
per utilizzare un termine tanto caro al nostro Luca Di Leonardo, una Caporetto totale, ok? E quindi ripeto, poi ci sarà il momento in cui bisognerà capire, spero a salvezza ottenuta, bisognerà sedersi e dire, allora, intanto, prescindendo dal fatto che bisognerà capire chi è che decide, perché questo adesso togliamolo come elemento, non consideriamolo, ok? Facciamo finta che non esista questo problema, che in realtà è un dubbio, è un fattore che inciderà tantissimo anche sulla scelta. Probabilmente è il fattore principale, tra l'altro. Quindi... Non consideriamolo, in questo momento non consideriamolo, lascia così, ok? Chiunque deciderà dovrà sedersi al tavolo e dire, bene, Angelozzi, mi è piaciuto il tuo lavoro, resti. Non sono d'accordo col tuo lavoro, te ne vai. Idem con Pisacane. Se si decide però, ecco, cioè questo dovrà essere fondamentale, e lo diciamo adesso che ancora c'è tempo, ok? Se si decide di tenere questo allenatore o di cambiare questo allenatore per un altro, l'importante è che si abbiano delle idee chiare, perché rinunciare a questo allenatore vuol dire ripartire di nuovo da zero. Cambiare squadra e tenere questo allenatore comunque vorrà dire cambiare qualcosa, perché abbiamo visto che questa squadra con questi interpreti non può performare col tipo di calcio di questo allenatore. Cioè, per esempio, Mina, se resta Pisacane, non penso che possa rimanere, perché è un giocatore, lo diceva prima Diablo, ma lo diceva anche Giuseppe Boie, è un giocatore che rallenta il gioco. Invece il Cagliari ha bisogno di difensori centrali rapidi, perché quando hanno giocato Luperto e Rodriguez al centro la manovra era più rapida, perché mancava Mina che in qualche modo rallentava la costruzione dal basso, e quindi il primo palleggio, la prima costruzione. Questo è, però ripeto, è ancora molto presto in questo momento. Tracada dice, mi piacerebbe una scommessa e non un brodino. Sono d'accordo, cioè a quel punto, cioè, per prendere veramente uno dei soliti tromboni, tra virgolette, del calcio italiano, ma meglio ti prendi, cosa ne so, l'allenatore del Salisburgo, meglio ti prendi l'allenatore di una squadra di Serie A francese che però ha un'idea. Il problema è che la scommessa, primo, come società devi sostenerla, e quest'anno la scommessa la società la sta sostenendo comunque, perché la sta difendendo la scelta, lo ha detto anche Giulini ieri, quindi ok, la piazza sarà pronta eventualmente a una nuova scommessa? Boh. Seconda cosa, se tu sostieni l'allenatore dicendo che non è in discussione e quindi in qualche modo lo stai blindando, lo stai aiutando, lo stai sostenendo, però dall'altra parte non puoi non sostenerlo costruendogli una squadra che gioca come vuole lui, ok? E perché sennò è tutto inutile, perché sennò ci ritroveremo al 14 aprile del 2027 a dire no, ma Carrick Carrick, cioè no, ha rotto le scatole, cioè, capito? Perché sennò poi, ripeto, effettivamente va a finire che è così. Quindi io, al di là di tutto, e vi ripeto, io non sto esprimendo un giudizio, lo esprimerò solamente a stagione finita, però al di là di tutto grazie Roberto, grazie davvero. Io credo che questa stagione sia stata, al di là di tutto, appunto, al di là del rendimento, al di là io parlo del racconto, da fuori, da giornalista, da analista e tutto, comunque sarà stata un'altra stagione importante perché intanto ha risvegliato una parte di piazza, i contro, diciamo così, gli anti in qualche modo, o comunque quelli che si sono giustamente lamentati, ok? E questo secondo me è un aspetto che va sottolineato, perché la discussione, il dibattito, lo dicevo ieri ma lo ribadisco anche oggi, discussione e dibattito rendono una piazza viva, perché se no
ti appiattisci su te stesso. E un conto è appiattirsi sulle vittorie. Cioè, dici, sai, ogni anno vinco e quindi sì, va bene così. Diverso è appiattirsi sulle sconfitte o sulle mancate vittorie invece. Quindi, ripeto, questo fermento di nuova consapevolezza, così, pur con tutti i suoi limiti, che ci mancherebbe, cioè non è che tutto è perfetto e tutto è giusto, però secondo me può aiutare la crescita di una piazza, soprattutto in vista di un futuro diverso a livello societario, stadio e quant'altro. E poi si trarranno le conclusioni a fine stagione. Però già comunque c'è, secondo me, un po' di materiale su cui lavorare. Sì, deve essere utile per ripartire l'anno prossimo. Io tendenzialmente vorrei evitare di rivivere un'estate in cui si smantella nuovamente tutto, cioè così come Esposito viene magari confermato per essere venduto. Non so se avete già visto, è già uscito il suo nome accostato ad alcune squadre di mercato, tipo il Torino, quant'altro. Sì, certo. La butto lì. Ma quello, certo. Cioè, ripeto, vediamo, perché ci sarà, secondo me, da capire tanto di quello che è il futuro del Cagliari, e poi insomma, siamo qui per quello, per raccontare anche questo. Vabbè, ci vediamo domani, ragazzi. Sì, Grazie. che ci sono visto anche tanti Anche nomi, oggi. Alcuni evitiamoli proprio, manco nominati. Non scherziamo. Gipoviani? No. Allora, innanzitutto nota di servizio a Marco A95, è stato Marco M9 H5N, è stato regalato l'abbonamento da parte Grazie, di Roberto. Marco. Quindi Marco, contattaci su Instagram per avere accesso al canale Telegram, e grazie ancora a Roberto per aver regalato l'abbonamento. Dicevo sui nomi degli allenatori che sono visti in chat, tra l'altro, chi vuole cambiare tutto, chi non vuole cambiare tutto, chi va bene quello, chi va bene quell'altro, insomma è bello perché ci sono tante idee, però la cosa da fare sicuramente è aspettare la fine del campionato. Questo mi pare scontato. Mancano 6 partite importantissime, dove il Cagliari ha 6 punti di vantaggio sulle 2 terzultime che sono Cremonese e Lecce, però insomma saranno, visti anche i calendari, saranno delle partite assolutamente da giocare fino alla fine, quindi il giudizio finale si fa giustamente a fine campionato. Ok? Mancano solo 6 partite, quindi manca veramente poco. Per il resto ci vediamo domani dalle 10, ovviamente ritornerà Buongiorno 131 e ci sarà la puntata 131 appunto del programma, e vediamo un po' chi verrà ospite. Va bene? Purtroppo non ci saremo. Purtroppo non ci saremo. Purtroppo ci saremo, esatto. A meno che non andiamo in verde, ma andiamo solo gli ospiti noi. Così, a parlare tra loro. Ospite 1, ospite, dico, ma mi hanno invitato, ma anche a te ti hanno invitato. Sì. Mettiamo il cartonato di Luca Di Leonardo. Il cartonato di Luca Di Leonardo, ci sta, mi piace. E poi gli mettiamo anche questa scritta. Così, in loop. A domani, ragazzi, dopo questa perla. Ciao. Sigla. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare.
131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.